Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Ancora una sciagura sul lavoro a soli 3 giorni dalla tragedia di Campofelice di Roccella. A Canicattì un operaio di 21 anni è morto schiacciato da un carrello elevatore durante una manovra. Il giorno dopo la tragedia a Palazzolo piange il piccolo Vincenzo, morto cadendo in un pozzo. Indagati il proprietario dell'impianto e gli organizzatori del campo estivo cui la giovane vittima partecipava. Interrogato in carcere a Catania l'uomo che ha ucciso il rivale in pieno centro a Mascali. Uno scambio di messaggi fra i due che si contendevano una donna. Poi il delitto. L'assassino nega la premeditazione. Crisi idrica, ora tocca a Messina, acqua razionata per risparmiare quanto più possibile ed evitare pericolosi blackout. A Catania, corsa contro il tempo per rimuovere tonnellate di spazzatura. Il GIP bacchetta le pubbliche amministrazioni, in città non decolla la differenziata, da lunedì stretta del comune contro gli incivili. A Palermo, forze di polizia in strada nei weekend, presidi fissi e telecamere per la movida. Scatta il piano del prefetto Mariani per arginare gli episodi di violenza. Sharon Stone e Nicolas Cage tra le star al Teatro Antico di Taormina nella 70ª edizione del Film Festival. Diretto da Marco Müller, prenderà il via il 12 luglio. Calcio, definiti i gironi di Serie C. In quello meridionale giocherà la Juventus Next Generation. Sul fronte mercato, dopo Carpani in arrivo in casa a Catania, il portiere Adamonis. Bentrovati, ancora una tragedia sul lavoro a soli 3 giorni dalla sciagura di Campofelice di Roccella. A Canicattì un operaio di 21 anni è morto schiacciato da un carrello elevatore durante una manovra. Davide Sardo. Altra morte bianca, l'ennesima che si aggiunge ad un macabro bollettino ormai quotidiano in Italia. Al mattino di oggi, teatro dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro, è stata la città di Canicattì, nell'Agrigentino. È morto un operaio di 21 anni, Angelo Giardina. L'uomo è stato intento a lavorare in un cantiere allestito da un'impresa in via Vittorio Emanuele, nei pressi del cosiddetto ponte obliquo. Il giovane operaio è stato schiacciato da un carrello elevatore, probabilmente in manovra. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e i vigili del fuoco, presenti anche i sanitari del 118 e un elisoccorso. Indagini sono in corso. Il giorno dopo la tragedia a Palazzolo piange il piccolo Vincenzo, morto cadendo in un pozzo. Era un bimbo buono, dice chi lo conosceva. Indagati il proprietario dell'impianto e gli organizzatori del campo estivo cui la giovane vittima partecipava. Sospesi i festeggiamenti per il santo patrono. Francesco Aloi. Conoscevamo i genitori, conoscevamo il bambino e quindi ci siamo rimasti come genitori, nonni, ci siamo rimasti male. A Palazzolo Acreide non ci sono parole. La tragedia del piccolo Vincenzo, 10 anni, ha sconvolto tutti. La caduta nel pozzo, profondo 15 metri, gli è stata fatale. Chi è che ha bambini sa che cosa significa perdere un figlio. Momento particolare. A tutti è tornata in mente la storia di Vermicino, dove morì il piccolo Alfredino Rampi. Anche lui finì in un pozzo. Fatti difficili da raccontare, soprattutto ai più piccoli. Come si può raccontare questa tragedia ad un bambino? Infatti prima mio figlio Giuseppe mi chiedeva le parole da dire sono che sono cose purtroppo che succedono nella vita e non si ci può fare niente. Luminari e drappi ricordano che qui si era in festa per il santo patrono. La morte del piccolo però ha decisamente cambiato atmosfera. Quello che noi potevamo fare anzitutto è quello di sospendere la festa. Per le vie del centro non si parla d'altro, dal vivo ma anche al telefono. Un progetto di inclusione tra bambini disabili e normodotati, finito nel peggiore dei modi. Una domanda, No. che può parlare?
C'è il presidente. La donna che ha tentato di salvare Vincenzo è ancora in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intanto ci sono i primi indagati, il proprietario del pozzo e gli operatori ANFAS. L'accusa: omicidio colposo. Interrogato in carcere a Catania, Giampiero Bianco, l'assassino del rivale Antonio Raciti, ha risposto alle domande del giudice negando la premeditazione. La fidanzata della vittima aveva una relazione anche con l'assassino. Desiree Ferlito. Ha risposto a tutte le domande del giudice Giampiero Bianco, interrogato nel carcere di Piazza Lanza a Catania. L'uomo, accusato di aver accoltellato a morte Antonino Raciti a Mascali, con il quale si contendeva una donna, ha ricostruito la dinamica degli avvenimenti, negato la premeditazione e fornito spunti per le indagini. A quanto risulta agli investigatori, l'omicida aspettava la vittima sotto casa, pare per recuperare degli oggetti della ragazza lasciati da lui. Una rivalità accertata, quella tra vittima e carnefice, entrambi a conoscenza della realtà dei fatti, cioè che la fidanzata di Raciti aveva intrapreso da qualche tempo una frequentazione anche con Giampiero Bianco. La ricostruzione del drammatico delitto partirà dall'esame dei telefoni cellulari della vittima e dell'imputato, che servirà a recuperare anche tutte le chat eventualmente cancellate. Al vaglio degli investigatori uno scambio accesissimo di messaggi tra Raciti e la sua ragazza il giorno dell'omicidio, molti dei quali cancellati dalla vittima. Bianco si interpone, è disponibile a un confronto con Antonino sulla relazione che ha intrapreso con la ragazza contesa. L'assassino aspettava Raciti sotto casa con l'arma del delitto, che pare non sarebbe una forbice da cucina, ma un attrezzo appuntito e affilato simile a quello usato dai barbieri, e la teneva in tasca. A Catania la polizia ha arrestato un giovane di 21 anni che ha cercato di strangolare e spinto per le scale, dopo averla presa a calci e pugni, la madre. Prima l'aveva anche minacciata di morte se non gli avesse dato i soldi per la droga. Il figlio è accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Librino su richiesta di una vicina di casa, dove la donna, inseguita dal figlio violento, si era rifugiata cercando aiuto. A Messina, razionamento di acqua. Il comune, l'AMAM, l'azienda idrica, hanno ridotto gli orari di erogazione per risparmiare il più possibile e evitare un pericoloso blackout. Francesco Triolo. Meno acqua per tutti. Dopo Agrigento anche a Messina è scattato il razionamento della distribuzione dell'acqua con una tabella che l'AMAM, la partecipata che gestisce gli acquedotti, ha diffuso con le zone e le ore di erogazione. La riduzione serve a far fronte alla minore portata delle varie fonti alla città, una decisione che nasce dal voler prevenire una condizione di gravità come in altre parti della Sicilia, perché Messina, pur non essendo nelle condizioni gravissime nelle quali è per esempio Agrigento e la sua provincia, deve avviare le procedure per risparmiare quanta più acqua possibile. Il sindaco Basile si è affidato ai cittadini e ad un uso responsabile, meno acqua un po' per tutti, per evitare che si arrivi al blackout idrico. In alcuni rioni, Castanea, Giostra, Via Palermo e Annunziata, arriverà solo per 3 o 4 ore. A 5 ore o 5 ore e mezza arrivano invece molte zone popolose come il CEP, Villaggio Unra, Minissale e Contessa Sud, con una riduzione di 2 ore. La riduzione di portata più preoccupante è quella legata all'acquedotto della Santissima, che è passato da poter erogare 200 litri al secondo in inverno e 150 in estate agli attuali 100. Anche i pozzi cittadini hanno avuto riduzioni del 30-40%, ma è la portata del fiume Freddo a preoccupare maggiormente, calata del 60%. AMAM ha chiesto alla regione di poter avere l'autorizzazione a poter abbassare il punto di pompaggio di qualche metro per avere maggiori margini. Il nodo rifiuti a Catania ha corso contro il tempo per rimuovere tonnellate di spazzatura. Intanto il GIP motiva il provvedimento di chiusura della discarica, comportamenti procedurali ambigui da parte delle pubbliche amministrazioni. E in città non decolla la differenziata. Da lunedì quindi pugno duro contro gli incivili. Tonino De Mana. La catastrofe igienico-sanitaria è stata evitata, ma basterà un minimo intoppo nella gestione dei rifiuti per scatenare l'inferno e ripiombare nell'incubo. In attesa dei termovalorizzatori, se ne riparlerà tra 3-4 anni, Catania ed oltre 200 comuni della Sicilia orientale vivono nel limbo, navigano a vista e a volte affogano nell'immondizia.
Lo stop imposto dal Tribunale di Catania alla discarica di Lentini, le successive ordinanze di Schifani e il conseguente caos sulla raccolta indifferenziata sono l'esempio di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Lo mette nero su bianco anche il GIP Stefano Montoneri, che nel provvedimento di chiusura del sito di Codavolpe, ora riaperto, parla di contraddizioni e comportamenti procedurali ambigui e ondivaghi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il magistrato fa riferimento anche alla Sicula Trasporti in amministrazione giudiziaria, stretta in una situazione paradossale, tanto da dover interrompere l'attività per evitare di operare in modo illegittimo. Intanto Catania cerca di ritornare alla normalità con gli autocompattatori che da 48 ore fanno la spola con la discarica di Lentini per smaltire le tonnellate di spazzatura riversate in strada. Per fronteggiare nuove emergenze, il comune ha deciso di utilizzare il pugno duro contro gli incivili. Da lunedì i rifiuti non conformi non verranno più ritirati e i trasgressori saranno segnalati alla polizia locale. La repressione è così l'estremo tentativo dell'amministrazione Trantino per alzare l'attenzione e i numeri della differenziata, che sono i seguenti: Lotto Sud gestito da Supereco 48%, Lotto Nord gestito da Ecocar fra 39 e 40%, Lotto Centro affidato a Gema intorno al 30%. Troppo poco. 2 ferimenti in Sicilia nelle ultime ore. A Palermo un uomo colpito da un'arma da fuoco sostiene di non conoscere chi gli ha sparato. A Fontane Bianche è stato accoltellato un ventenne al culmine di una rissa tra giovani. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata. In Regione il presidente Schifani conferma che a fine luglio ci saranno novità, ma intanto si dice deluso da 3 assessori: Turano, Pagana e Di Mauro. Per gli ultimi 2 ha pesato la caotica vicenda della chiusura della discarica di Lentini. Manlio Viola. Rimpasto sì, è necessario e si farà entro la fine di luglio, forse anche prima. A bocce ferme, dopo che Tamaio ha deciso di restare in Sicilia lasciando spazio a Caterina Chinnici e a Bruxelles, almeno queste le scelte dentro Forza Italia, adesso è tempo di parlare di rimpasto e lo ammette anche il governatore Renato Schifani. Le scelte le farà lui in autonomia, annuncia Schifani, che manda le prime avvisaglie. Sono 3 gli assessori dai quali si dice deluso: Mimmo Turano, assessore della Lega, delegato a istruzione e formazione professionale, che non avrebbe dato seguito agli impegni assunti dall'intero governo della regione, e poi Elena Pagana e Roberto Di Mauro, non tanto per le rispettive attività da assessore quanto per il mancato coordinamento fra gli uffici del territorio e ambiente e dell'energia e rifiuti nella vicenda della discarica di Lentini. Non sono veri e propri avvisi di sfratto, ma segnali chiari. Che con Mimmo Turano non corresse buon sangue era cosa risaputa. Elena Pagana invece lascerà per accordi di partito la giunta, mentre Roberto Di Mauro probabilmente resterà. Certamente ci sarà da sostituire Marco Falcone, che va a Bruxelles, ma Schifani non ha intenzione di far ruotare le deleghe e annuncia che per il bilancio sceglierà una persona di comprovata esperienza, che non sarà probabilmente Gaetano Armao. Non cambieranno neanche gli equilibri. Schifani continuerà a riferirsi al risultato delle regionali del 2022, quindi il numero degli assessori per ogni formazione politica non cambierà per nessuno, DC ed MPA compresi. Palermo, forze di polizia in strada nel weekend, presidi fissi, telecamere per la movida. Nel capoluogo scatta il piano del prefetto Mariani per arginare i continui episodi di violenza. Marco Gullà. Le ultime aggressioni in pieno centro a Palermo hanno nuovamente acceso i riflettori sulla movida selvaggia del capoluogo e da questo weekend, partendo da stasera, scenderanno in campo più pattuglie e ci saranno accurati controlli per garantire la sicurezza nel quadrilatero del centro storico. A deciderlo è il prefetto di Palermo Massimo Mariani nel corso della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica convocata in prefettura con all'ordine del giorno la questione della violenza nel cuore della città. E poi aumento delle telecamere per garantire almeno 2000 occhi su tutta la città, comprese le borgate marinare di Mondello e Sferacavallo. Episodi di violenza come quello avvenuto sabato scorso non sono tollerabili in una città come Palermo, ha detto il prefetto Mariani, riferendosi all'aggressione subita da un ricercatore palermitano. L'irrobustimento dei controlli e l'aumento delle pattuglie è parallelo anche al flusso di ragazzi che nel periodo estivo ovviamente escono di più. La violenza ormai è dilagante in via è dilagante al centro storico, è dilagante dinanzi il Teatro Massimo, è dilagante un po' dovunque. Noi comitati ci stiamo facendo rete
per cercare di chiedere con forza, stavolta in maniera assolutamente determinata, aiuto e collaborazione soprattutto al prefetto, che è colui che si dovrebbe occupare dell'ordine pubblico. La prossima settimana verrà firmato inoltre l'accordo con le associazioni dei commercianti per il collegamento delle videocamere dei negozi alle centrali operative delle forze dell'ordine e alla control room della municipale. Il sindaco di Palermo, intanto Roberto Lagalla, dal canto suo replica con le classifiche, ribadendo che il capoluogo è sicuro. I fatti però in questo momento sembrano dire altro. Restiamo a Palermo. L'associazione Addio Pizzo ha sostenuto decine di imprenditori che hanno smesso di subire le vessazioni di Cosa Nostra e hanno deciso di denunciare. Per questo è stata allestita una mostra per festeggiare i 20 anni di Addio Pizzo. Marco Cullà ancora. Nella notte tra il 28 e 29 giugno del 2004 Palermo, per la prima volta nella sua storia, si risvegliò tappezzata da centinaia di adesivi listati a lutto con il messaggio: un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Sono passati 20 anni da quella data che segnò una svolta nella lotta al pizzo e alle estorsioni lanciata da Addio Pizzo. Gli attacchini dell'associazione antiracket per il 20° anniversario hanno deciso di raccontare attraverso una mostra Addio Pizzo 20 la storia e il percorso di cittadinanza attiva. Indubbiamente quel momento è stato un punto di non ritorno. La comunità palermitana era pronta ad accogliere il messaggio di Addio Pizzo e nulla più è stato lo stesso. E finalmente si poteva parlare del pizzo in modo chiaro, netto. Quell'adesivo ha scosso le coscienze e ha portato ad una rivoluzione che 20 anni dopo vede migliaia di cittadini e di consumatori sostenere le imprese che denunciano il pizzo. In questa mostra che vedete nelle immagini ci sono foto, video, stampe, disegni originali e articoli di stampa che scandiscono la rottura del tabù e dell'omertà sul pizzo, il supporto a commercianti e imprenditori che hanno trovato il coraggio di denunciare. Per noi è un modo di raccontare e mostrare alla città e anche a chi viene da fuori quello che è stato fatto, quello che è cambiato in questi 20 anni. È una mostra ospitata dalla Mafia Memorial, che ci ha dato un grande aiuto, è divisa in 4 aree tematiche, quindi abbiamo il cambiamento culturale, un inizio di cambiamento culturale, i commercianti, le denunce. Abbiamo poi il lavoro nelle scuole e delle scuole e l'inclusione sociale, quindi il lavoro direttamente nei quartieri. Premio Cronisti 2024, tra i premiati la collega Lorena Dolci, targa la memoria anche al compianto Natale Bruno. Lorena, che vedete, ha raccontato il caporalato a Paternò e la condizione dei braccianti sfruttati nelle campagne. Natale è stato ricordato per il suo costante impegno nella cronaca giudiziaria. Sharon Stone, Nicolas Cage sono 2 dei grandi nomi del cinema internazionale che saranno presenti al Teatro Antico di Taormina nella 70ª edizione del Taormina Film Festival, diretto da Marco Müller. Sarà un'edizione che coniuga divismo hollywoodiano, dimensione umana e sguardo sull'altrove. Roberta Lunghi. Dall'avventura action al thriller psicologico, dall'horror alla romantic comedy e al cinema civile, con una parata di star internazionali: Sharon Stone, Nicolas Cage e poi Bella Thorne, Rebecca De Mornay, per citare alcuni nomi. Sono alcuni dei fili che il direttore del Taormina Film Festival, Marco Müller, già 8 volte alla direzione della Mostra di Venezia, ha scelto di intrecciare nel concepire il programma della 70ª edizione del festival, dal 12 al 19 luglio, presentata oggi a Palazzo Corvai a Taormina. Divismo hollywoodiano, dimensione umana e sguardo sull'altrove, coniugato con la volontà della Fondazione Taormina Arte, con il neocommissario Bonomo e la direttrice artistica Gianna Fratta, di tingere di 1000 colori l'estate taorminese. Lo start è il 12 luglio, dedicato all'evento speciale dei Nastri d'Argento, in un omaggio alla commedia italiana. Grandi protagonisti al Teatro Antico: Christian De Sica e Carlo Verdone. Il cuore del Taormina Film Festival è il Galà, che ospiterà 7 titoli tutte le sere al Teatro Antico, fra cui ben 4
prime mondiali e opere prime e seconde. Si parte il 13 luglio con l'horror statunitense St. Clair con Bella Thorne. Tra gli altri titoli anche il thriller psicologico The Surfer con Nicolas Cage e Il giudice e il boss, dedicato alla memoria di un eroe dell'antimafia come Cesare Terranova. Grazie all'impegno della direttrice artistica della Fondazione Taorminarte Sicilia, il maestro Gianna Fratta, accanto alla rassegna cinematografica vive un'iniziativa parallela, proiezioni, suoni e parole prima del film. Conto alla rovescia innescato dunque per il Taormina Film Fest, promosso e organizzato dalla Fondazione Taorminarte Sicilia con il sostegno dell'assessorato al turismo, dello sport e dello spettacolo della regione siciliana, della Sicilia Film Commission, del comune di Taormina e del Ministero della Cultura, certi che saranno 8 intensi giorni di emozioni, di grande cinema sotto le stelle. E noi facciamo la nostra consueta pausa, tra poco per il calcio l'ufficialità dei gironi di Serie C e oltre al calciomercato delle siciliane anche il beach soccer. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci di nuovo insieme con il calcio ufficiale, i gironi della prossima Serie C. Nel gruppo meridionale ci sarà la Juventus Next Gen per il mercato in casa a Catania, dopo Carpani in arrivo il portiere Adamonis. Marco Carli. La Juventus Next Gen è la squadra inserita nel girone meridionale della Serie C. Il sorteggio ha stabilito così: nelle prossime 3 stagioni ci sarà una rotazione delle 3 Under 23, dunque nel girone C ci sarà una delle altre 2 o eventuali 9 squadre B che potranno essere un massimo di 6, 2 per girone. Ma concentriamoci su quest'anno, girone C dunque, con tutte le meridionali e i bianconeri. Si avvicina l'apertura ufficiale del calciomercato fissata per lunedì, ma il Catania è già protagonista. Sulle pagine social del club pubblicato un video con i gol di Carpani, il primo acquisto del nuovo corso firmato Faggiano. Alcuni dei gol, tanti, 20, segnati con la Recanatese negli ultimi 2 anni, che dimostrano le qualità del giocatore. Per il Catania ci sarà anche un nuovo portiere, Adamonis, lituano, quest'anno al Perugia, di proprietà della Lazio, con trascorsi fra le Alte nella Salernitana e nel Catanzaro. In attacco il nome del momento è quello di Rescano della Triestina, con un passato nel Pescara e anche in Sicilia, alla Leonzio. In casa Messina, sancito ufficialmente il vincolo con Modica, la prossima settimana si dovrebbe capire se ci saranno novità a livello dirigenziale con l'ingresso di nuovi azionisti di maggioranza, da lì dipenderà tutto il resto. In casa Trapani c'è ottimismo, abbiamo già l'80% della squadra fatta, svela l'allenatore Torrisi. Alcuni nomi noti come quelli di Fall, di cui vediamo alcuni gol con la Gian Erminio, Kingudo e Seculin, sono ottime basi di partenza. A Messina, a Torrefaro, le finali di Coppa Italia di beach soccer. Ieri gli ottavi che hanno visto passare le 2 squadre catanesi. Nel pomeriggio si giocheranno i quarti. Francesco Triolo. La riserva naturale di Capopeloro sullo sfondo e lo stretto di Messina dall'altra parte. È questo lo scenario che ha fatto da cornice alle partite degli ottavi di finale della Coppa Italia di beach soccer, manifestazione che si è aperta ieri al Beach Stadium Torrefaro. Le 8 qualificate hanno vinto senza troppi patemi. A conquistare i quarti, che scatteranno nel pomeriggio, anche il Catania FC, che ha vinto a tavolino per assenza di Chiavari, e la Domus Bet Catania, che l'ha spuntata alla distanza davanti ad un ottimo Terracina, che ha tenuto bene per larghi tratti della gara prima di arrendersi per 6-2. Bene il nuovo innesto brasiliano Caiche, che ha giocato la sua migliore partita in Italia firmando una tripletta. L'altro verde oro Catarino ha puntellato il risultato, per Ciamontani con 2 colpi nel terzo tempo ha messo in cassaforte la vittoria. Il Catania FC affronterà il Pisa alle 19:45, il conto dei precedenti è di 6-1 per i toscani, mentre alle 21 la Domus Bet Catania affronterà la San Benedettese, un classico del beach soccer tra 2 squadre da sempre protagoniste. Le semifinali sono previste per domani sera, la finalissima domenica con diretta su DAZN. Altro che non siamo il Bronx, altro che una rondine non fa primavera, come ha detto il sindaco La Galla dopo che un professionista è stato aggredito e picchiato da una baby gang in pieno centro a Palermo. Già da stasera, ha stabilito il prefetto Mariani, come avete sentito, nella zona del Teatro Massimo e nelle aree pedonali vicine saranno all'opera nuovi presidi fissi interforze
che affiancheranno le pattuglie mobili di carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale. I controlli saranno estesi anche alle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. Finalmente si è preso atto che di sicurezza Palermo ha gran bisogno. Le telecamere, che già ci sono, andranno messe in rete, avete ascoltato poco fa, comprese quelle private dei negozi, e saranno aumentate di numero, in particolare nelle zone più frequentate da residenti e turisti. Sono ottimi provvedimenti, purtroppo tardivi, malgrado i ripetuti allarmi e le lamentele di chi la movida di Palermo l'incrocia tutte le sere, non solo nei weekend come quello appena iniziato, e la subisce, definendola senza mezzi termini un Far West. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20 per il prossimo TG Sicilia, grazie e buon pomeriggio.